Devastata stamane la visita del Presidente del Senato Casellati nei luoghi più colpiti, ad accompagnarla il Governatore Zaia, che dice servono fondi ma anche un piano d'azione. Il Presidente del Senato si dice sconvolto dalle immagini viste, veneti encomiabili per la loro forza d'animo, ma questo non deve essere un alibi per non fare arrivare aiuti. Luxottica integrerà la totalità degli stipendi di oltre 8.000 dipendenti degli stabilimenti di Agordo, Cencenighe, Sedico e Pederob, costretti a casa per il maltempo. Le bufere sulle parole di Beppe Grillo, che nell'aprire il suo spettacolo a Isola ha parlato con toni ironici del disastro nel bellunese. Ho visto alberi caduti, sono tutti uguali, sembrava l'Ikea. Domenech chieda scusa. Un intero hotel abusivo a disposizione degli immigrati clandestini che vi alloggiavano sul litorale di Jesolo per 25 euro al giorno. È giallo nel padovano sulla morte di un anziano muratore in pensione. Nel suo sangue sono state trovate tracce di pesticida molto pericoloso. La procura ha aperto un'inchiesta. Adunata nazionale degli alpini, l'edizione 2020 assegnata a Rimini. Questa mattina la decisione del Consiglio dell'ANA, la delusione di Verona. Onore ai vincitori, ma non è una città di tradizione alpina. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Montagna devastata, questa mattina la visita del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nei luoghi più colpiti, ad accompagnarla il Governatore Zaia, che si dice fiducioso per l'arrivo dei fondi del governo e ribadisce serve anche un piano d'azione. Sentiamo. Loro stanno portando la sera. Da governatore a Cicerone, lo ha usato lui stesso stamane questo paragone, ne avrebbe volentieri fatto a meno, forse. Cicerone o forse ancora meglio un Virgilio che porta i suoi Dante a far vedere l'inferno, quello della montagna. Oggi è il giorno del Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Lo Stato che in questi giorni si muove nella montagna ferita. L'obiettivo è chiaro, non spegnere i riflettori. Questo è il grande rischio di un po' di tutte le tragedie, no? Chiodo scaccia chiodo, quindi dobbiamo evitare che questo accada. Ma io so come fare a tenere alta l'attenzione, anche perché qui i boschi ce li abbiamo tutti a terra, i cittadini stanno sparando fango e detriti e i danni ci sono visibili, non ce li dobbiamo inventare. Intanto la montagna grida, quei 250 milioni promessi a breve dal governo, ma per tutta Italia non bastano al Veneto in ginocchio. Ci saranno altri stanziamenti, immagino che poi si andrà a rimpinguare questa cifra e del resto è passata una sola settimana, un poco di più dall'evento. Noi abbiamo danni per 1 miliardo, poi è pur vero che dovremo fare una contabilità che sia precisa, quindi la faremo proprio nelle prossime settimane. Dall'altro sono fiducioso perché esponenti del governo e anche chi non è nel governo sono tutti impegnati affinché il Veneto possa avere il suo ristoro. Io direi che è fondamentale intervenire nelle proprietà private, nel patrimonio pubblico da subito e ovviamente mettere giù un piano d'azione, quello che stiamo facendo in queste ore, per aggredire tutto il problema dei boschi. Abbiamo 100.000 ettari di boschi a terra. I sindaci chiedono a Roma di fare più sforzi per il Veneto. Zaia promette saremo sentinelle e soprattutto sa quale carattere possono mostrare i veneti. Siamo specializzati a trasformare i problemi in risorse. E lo dobbiamo fare anche in questo caso, è un momento di valorizzazione della montagna, debbono arrivare le risorse e non ci siamo fatti trovare impreparati, a parte con l'emergenza e quindi come siamo intervenuti, e questo tutti se lo riconoscono, ma anche rispetto alla montagna, mondiali di sci, Olimpiadi e molto dibattito sulla montagna, quindi non si dica che la montagna è dimenticata perché se no mi arrabbio. In attesa dei fondi, ripartire in tutti i modi, anche e soprattutto sostenendo la montagna. Una forma di volontariato e di donazione è anche quella di venire in Veneto. Lo dico a tutti quelli che magari hanno problemi per versare 1 euro perché non sanno chi se lo mangerà sto euro, che hanno avuto problemi perché tecnicamente e logisticamente non arrivavano qui, c'è un'ultima chance, venire qui a consumare in Veneto, soprattutto e in particolar modo nelle zone che hanno avuto la tragedia. Sconvolgente, così la Presidente del Senato commenta ciò che ha visto e promette pressing sul governo. Sentiamo. C'è un popolo veneto, la nostra gente, che è davvero encomiabile, non piange, lavora, si dà da fare, ma questo non può e non deve essere un alibi perché non ci siano poi sussidi forti da parte dello Stato. Segue Zaia, segue il sindaco di Rocca Pietore, segue la protezione civile, parla con la gente e soprattutto vede.
Da Roma il ritorno nel suo Veneto per il Presidente del Senato, luoghi che conosce, che frequenta e che non riconosce più. È sconvolgente, nel senso che le immagini televisive piuttosto che le riproduzioni fotografiche sui giornali non rappresentano lo scenario che io oggi ho visto. Il Veneto è una terra purtroppo ferita e questa ferita va sanata, nel senso che i soccorsi sono stati straordinari, eccezionali. Ho visto che già molte strade sono state riaperte, ma la devastazione è enorme. La sua presenza qui serve proprio a questo, fare da megafono a Roma. Sarà un pungolo per il governo, dice, per i fondi, ma non solo. Staremo dietro alla questione dei fondi che devono essere erogati da parte dello Stato, perché qui c'è una priorità assoluta. Noi dobbiamo restituire alle nostre famiglie, alle nostre imprese una normalità, una gestione di vita normale. Anche per questo io ho già proposto una commissione di indagine, l'istituzione di una commissione di indagine perché faccia una mappatura di quelle che sono le zone a rischio. Fare presto e subito, la montagna aspetta. Abbiamo bisogno di un importante aiuto da parte dello Stato che deve mettere nell'agenda politica come priorità la ricostruzione di questi territori. Luxottica integrerà la totalità degli stipendi di oltre 8.000 dipendenti degli stabilimenti di Agordo, Cencenighe, Sedico e quello trevigiano di Pederoba, costretti a casa dal fermo degli impianti per gli effetti del maltempo nelle 3 giornate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 ottobre, assoggettati al regime di cassa integrazione. Il rimborso della quota di stipendio non coperta dall'Istituto Previdenziale sarà riconosciuto dall'azienda, che ha condiviso l'iniziativa con i sindacati, e sarà previsto per tutti i lavoratori direttamente nella busta paga di dicembre. Bufera sulle parole di Beppe Grillo, che nell'aprire il suo spettacolo a Jesolo ha parlato con toni ironici del disastro nel Bellunese. Non credete all'allarme sui cambiamenti climatici, ha detto sarcasticamente. Ho visto gli alberi caduti, sono tutti uguali, sembrava l'Ikea. Parole che hanno suscitato un'onda di indignata di reazioni, tra cui quella del deputato PD bellunese Roger De Menec, che ha definito il fondatore del Movimento 5 Stelle semplicemente indecente. E intanto, in una serie di video satirici, Grillo rilancia i temi storici dell'ambientalismo a Venezia. Sentiamo. Che senso ha tutta quest'acqua a Venezia? Bisognerebbe prosciugare tutti i canali, renderlo edificabile il territorio, fare un asfalto drenante in modo che uno ci arriva in macchina comodamente. Sotto qua i tuoi bei mercati, supermercati per i cinesi, per i turisti con le grandi navi che devono entrare, e se entrano e trovano una cosa asciutta è meglio anche per i turisti, migliaia che arrivano a Venezia. Presentatosi a sorpresa in laguna, Beppe Grillo dice la sua sui problemi di Venezia attraverso una serie di video pubblicati online e propone provocatoriamente di prosciugare canali e rii per rendere la città storica accessibile alle auto. Io propongo, per esempio, per le automobili, che sono sempre contestate dagli ambientalisti finti, il giorno del motore acceso. Facciamo tutti insieme e proponiamo un giorno dell'anno motore acceso. Viva l'effetto serra, ma una meraviglia, l'estate dura di più, ma dura di più, 6 mesi al caldo, ma una meraviglia, si alzerà un po' il mare, chi se ne frega, io sto in collina. Mentre il governo giallo-verde non ha ancora espresso una posizione chiara sui temi fondamentali della città, dalla crocieristica al Mose al controllo dei flussi turistici, il fondatore dei 5 Stelle torna attraverso il paradosso a mettere il dito su alcune storiche piaghe. Guarda questa edicola, è un'opera d'arte, è l'edicola più piccola del mondo che abbia mai visto. Qui è tutto museale, quindi bisogna pagare un biglietto d'ingresso per entrare in questo museo. Non è una città! Ring lunedì prossimo tornerà a parlare della montagna devastata. Fate presto, è il titolo della puntata di lunedì prossimo, come sempre in onda a partire dalle 21:15, una puntata speciale perché ci collegheremo con Rocca Pietore per dare voce ai cittadini colpiti dal tornado che ha devastato il Veneto, in particolare il Bellunese. Daremo spazio dunque a voi, alle voci dei cittadini, degli imprenditori che vorranno intervenire in diretta per raccontare i disagi e fare
fare richieste. Appuntamento dunque lunedì dalle 21:15 con Ring. Oggi pomeriggio l'attesa riapertura da parte di ANAS del bypass di Ponte della Priula, il percorso provvisorio per consentire il collegamento delle sponde del Piave tra Susegana e Nervesa della Battaglia dopo la chiusura per il maltempo e la piena del Piave che aveva danneggiato la struttura. Il tracciato era stato chiuso al traffico in via precauzionale nel primo pomeriggio di domenica 28 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse. Sin da subito ANAS aveva movimentato personale e mezzi d'opera per avviare le attività di ripristino della sede stradale spazzata via dall'onda di piena. Completata l'asfaltatura, gli interventi sono proseguiti a strettissimo giro con la tracciatura della segnaletica orizzontale e la pose di perfezionamento degli elementi accessori della sede stradale. Fine dell'incubo traffico per i sindaci dei paesi nei quali si erano riversati i veicoli in questi giorni. A dare il via alla riapertura il governatore Zaia oggi pomeriggio. Sentiamo le sue parole. Ecco, lo vedremo il servizio prossimamente nella prossima edizione del nostro telegiornale. Intanto andiamo a Jesolo perché ci sono importanti novità già dalla prossima settimana in merito al recupero del ponte di barche che collega Eraclea a Jesolo e che appunto era crollato nei giorni scorsi proprio a causa dell'onda di piena del fiume. Sentiamo. E certo, il ponte delle barche tra Eraclea e Jesolo si è inabissato sotto le tumultuose acque del Piave perché uno dei galleggianti che lo sosteneva è letteralmente affondato riempendosi sotto il peso di diversi metri cubi di pioggia battente. Lo vediamo, è questa enorme vasca da bagno marrone portata ora a riva. Ed ecco il ponte delle barche come si presenta a una decina di giorni circa di distanza dal suo crollo. Tutto è rimasto esattamente come era quando è avvenuto il crollo, ma a breve, entro mercoledì, già la situazione potrebbe sbloccarsi. Previsto infatti per la prossima settimana, 14 novembre, il sopralluogo del vicepresidente del Veneto, nonché assessore al bilancio regionale. Mercoledì prossimo la conferenza dei sindaci si riunirà ad Eraclea per stimare e confrontarsi con la Regione sui danni provocati dall'alluvione del Piave. L'occasione è importante anche per quanto riguarda il ponte che è dietro di me, come vedete, sommerso, perché si farà il punto con il vice governatore che presenzierà alla riunione, il dottor Gianluca Forcolin, e con lui avremo modo ovviamente di discutere anche di questa tematica importante della viabilità non solo del nostro territorio ma anche di Jesolo. Le operazioni di ripristino del ponte fluviale dureranno almeno per un paio di mesi, opera questa che seppur privata resta un importante punto di collegamento tra i due comuni e del litorale intero, visto che normalmente viene usufruita sia d'inverno dai residenti e tanto più d'estate dai turisti anche giornalieri. Con i proprietari siamo sempre stati in contatto, so che stanno studiando le misure da adottare per porre celermente rimedio al problema e credo anche che siano arrivati a una buona soluzione che nei prossimi giorni dovremo anche conoscere nei dettagli. Ma i danni non riguardano solo il ponte, bensì tutta la zona golenale. E il ponte è crollato si trova qui in zona Revedoli, famosissima tra l'altro per la produzione della sua lavanda, con tutta l'area golenale, come possiamo vedere, andata sott'acqua e ancora a diversi giorni di distanza immersa nel fango. Le famiglie che sono state interessate dal fenomeno dell'alluvione del Piave da noi sono circa una decina e hanno subito ovviamente infiltrazioni d'acqua e anche il terriccio ovviamente di risulta che è rimasto all'interno delle proprie abitazioni. Loro so che stanno lavorando, la Regione ha aperto ovviamente la raccolta e il censimento dei danni anche da parte dei privati, anche sul nostro sito istituzionale ovviamente i nostri cittadini potranno trovare tutta la modulistica necessaria per presentare domanda alla Regione, la quale poi vaglierà le singole domande e terminato l'iter ovviamente il procedimento amministrativo valuterà quale attività porre in essere. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo, proseguiamo con la cronaca restando sul litorale veneziano perché è stato scoperto un intero hotel abusivo a disposizione degli immigrati clandestini che vi alloggiavano, l'hanno scoperto i carabinieri. carabinieri, della compagnia di Sandona di Piave. Sentiamo. Il ponte
Immigrati clandestini comodamente alloggiati in un hotel abusivo di Jesolo con tanto di camerieri regolarmente assunti. Costo del servizio 25 euro al giorno. All'alba il blitz dei carabinieri nella struttura di via Gorizia, la cui licenza già in passato era stata sospesa per alcune irregolarità. Da settimane i militari stavano sorvegliando l'albergo, registrando un continuo viavai di stranieri irregolari che vi passavano la notte. Al momento dell'intervento le camere occupate erano 2, entrambe da tunisini. Il primo, un 33enne, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish scoperti grazie al fiuto dei cani antidroga. Su di lui pendeva dal 2014 un ordine di lasciare il territorio nazionale. L'altro clandestino di 24 anni ha presentato un documento di identità francese rivelatosi falso. Per entrambi sono state avviate le procedure di espulsione. Sono stati loro stessi a raccontare di abitare lì da mesi dietro il pagamento di una pensione al proprietario dell'immobile, un 84enne italiano che è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La versione degli immigrati è stata confermata anche dal personale della struttura, formato da 2 persone assunte con regolare contratto di lavoro. D'intesa con l'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno dunque richiesto il sequestro dell'immobile ai fini della confisca, come previsto dalla normativa sull'immigrazione. Ancora cronaca dalla provincia di Treviso con la notizia di giovani trevigiani disposti a prestare la carta d'identità per denaro ad immigrati clandestini diretti in Gran Bretagna. 19 giovani trevigiani indagati con la pesante accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'Italia alla Gran Bretagna e concorso in contraffazione di documenti di identità validi per l'espatrio. A finire sotto inchiesta per il contenuto di una serie di intercettazioni telefoniche giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni che ora rischiano condanne fino a 15 anni. Si tratta di un'indagine legata a una precedente operazione coordinata dalla Procura di Venezia che aveva smascherato un'organizzazione composta da 9 albanesi residenti in provincia di Treviso, che gestiva il traffico di cittadini irregolari. Il ruolo dei giovani trevigiani sarebbe stato quello di affittare o vendere le carte d'identità per un prezzo che poteva andare dai 50 ai 200 euro. Il documento veniva contraffatto sostituendo la foto originale con quella dell'albanese diretto in Gran Bretagna, quindi il documento veniva riconsegnato al legittimo proprietario. Alcuni dei clandestini si sarebbero imbarcati verso il Regno Unito dall'aeroporto Canova di Treviso, ma anche da quello di Verona e dal Marco Polo di Venezia. Una notizia di cronaca ora che ci arriva dalla provincia di Vicenza, la riporta il giornale di Vicenza, la vediamo insieme, schiacciato dal trattore, muore 46enne, accaduto a Chiampo, un'altra vittima in Campania, l'uomo di 46 anni è rimasto schiacciato dal mezzo in via Gollini a Chiampo, lungo la strada che porta alla frazione dei Mistrorighi. Ed andiamo ora nel Padovano con un giallo a Ponte San Nicolò, è quello della morte di un anziano in pensione. Nel suo sangue sono state trovate tracce di un pesticida molto pericoloso. La procura ha aperto un'inchiesta. Sentiamo. È morto dopo un mese di ricovero il 30 ottobre all'ospedale di Padova un anziano di 75 anni, un decesso che si tinge di giallo e su cui è deciso di vederci più chiaro la procura di Padova. È alla fine di settembre quando l'uomo arriva in ospedale, non riesce a parlare e ha forti tremori. Negativi i primi esami, un campione del suo sangue viene inviato però al centro antiveleni di Pavia. Da qui la scoperta e il sospetto che si possa trattare di un avvelenamento. Il sangue infatti presentava tracce di organofosforici, un potente pesticida. Una passione per l'orto, il giardinaggio e i piccoli lavoretti. Forse l'anziano ha inavvertitamente usato il pesticida e si è intossicato. Forse potrebbe esserci stato l'intervento di qualcuno. È su questo dubbio che gli inquirenti vogliono fare chiarezza. Per questo i carabinieri di Piove di Sacco stanno indagando. Sono stati nella villetta di Roncaiette, dove l'uomo viveva con la moglie Romena, sposata in seconde nozze, e hanno dato il via a una serie di accertamenti. Fondamentale l'esito dell'autopsia e in particolare degli esami tossicologici che dovrebbero essere disponibili tra alcune settimane. Linea alla regia, ora per la pubblicità, restate con noi, subito dopo parleremo della Donata degli Alpini del 2020 che è stata assegnata a Rimini e non a Verona. Sentiamo.
Rieccoci in diretta con il TG del Veneto di Antenna 3. Onore ai vinti, anche se Rimini non è proprio una città alpina. La Dunata 2020 dunque si farà in spiaggia. Con queste parole il presidente della sezione veronese dell'ANA, Luciano Bertagnoli, ha commentato l'assegnazione della Dunata nazionale degli alpini del 2020 a Rimini, decisa oggi dal Consiglio nazionale dell'ANA riunito a Milano. C'è profonda tristezza e delusione, ha spiegato il presidente veronese. Ci abbiamo messo impegno in sinergia con le istituzioni e offerto tutte le bellezze storiche e monumentali della nostra città. Purtroppo non è bastato e ora siamo davvero affranti. La candidatura di Verona è stata sostenuta al termine di un percorso all'insegna della solidarietà e dell'impegno portato avanti dalle penne nere veronesi. I voti espressi a favore di Verona non sono stati abbastanza per riuscire a coronare il sogno di riportare la Dunata nazionale in città a distanza di 30 anni esatti dall'ultima volta. Diamo ora una rettifica. In un servizio di politica andato in onda ieri, venerdì 9 novembre, è stato erroneamente attribuito al neo coordinatore veneto di Forza Italia, Davide Bendinelli, l'incarico di assessore al sociale durante l'ultima giunta regionale di Giancarlo Galan. In realtà il politico veronese ha ricoperto la carica su nomina del governatore Zaia e quindi non di Galan nella precedente legislatura terminata nel 2015. Aggregazioni ed economie di scala per dare servizi efficienti a costi contenuti. Prosegue su questa strada l'impegno di Confservizi, che ha riconfermato alla propria guida il veronese Massimo Bettarello. Massimo Bettarello, presidente dell'azienda veronese di trasporti ATV, è stato riconfermato alla guida di Confservizi, l'associazione di categoria delle società di servizi pubblici venete, dai trasporti all'erogazione d'energia, dalla rete idrica alla raccolta dei rifiuti. Un momento, l'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo che si è svolta alla Basilica Palladiana di Vicenza, utile per fare il punto su un sistema, quello veneto, che rimane un'eccellenza. È una fotografia molto interessante, molto virtuosa. Virtuosa perché? Perché le società in Veneto pubbliche continuano a diminuire, perché grazie anche alle attività svolte da associazioni come la nostra si sta andando verso una fase di continue fusioni e aggregazioni. Crediamo che quello sia il modello per dare migliori servizi a minor costo. Io ricordo che le tariffe venete sono tra le più basse d'Italia, tra le più basse dell'Europa occidentale. E questo malgrado dallo Stato arrivi ben poco in termini di contributi, i servizi offerti sono buoni e i bilanci inutili. Rappresentiamo circa 130 società. Ricordo che fino a 10 anni fa queste società in Veneto erano 400, quindi vuol dire che insomma, di strada ne abbiamo fatta e che gli enti locali veneti sono stati virtuosi anche in questo. Generiamo un valore della produzione di 3 miliardi di euro e impieghiamo circa 15.000 dipendenti. La strada è tracciata e gli obiettivi ben chiari. Il riconfermato presidente ha un messaggio anche per gli utenti. Ai cittadini dico questo: le customer satisfaction delle varie aziende dimostrano che il grado di gradimento dei servizi che noi eroghiamo è alto rispetto al panorama nazionale. Le nostre aziende stanno cercando di aumentare ed elevare la loro attenzione alla sostenibilità e all'accessibilità, quindi un'attenzione a chi ha più bisogno e un intervento di miglioramento, rinnovamento che consenta di consentire ai nostri concittadini di fruire di servizi migliori. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo come sempre con uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo foschie o nebbie al mattino sulle vallate del Bellunese, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso e spesso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze, maggiori schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove il cielo si manterrà piuttosto grigio e nuvoloso, anche con qualche precipitazione, specie sull'Udinese. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà molto nuvoloso, con piogge piuttosto diffuse al mattino. Un po' più asciutto a partire dal pomeriggio, con cielo comunque molto nuvoloso sui settori meridionali. Qualche spazio soleggiato in più sull'Alto Adige. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.